Nuovi ritrovamenti archeologici nel mare di Levanzo in provincia di Trapani, il sito della battaglia dell'Egati. La campagna ricerca che si sta svolgendo in questi giorni ha consentito il recupero di due rossi in bronzo denominati Egati 26 ed Egati 27. Sono stati individuati su un fondale di circa 80 metri e recuperati con l'ausilio della nave di ricerca Hercules, che negli anni ha permesso, grazie alle sofisticate strumentazioni presenti a bordo, l'individuazione e il recupero di numerosi reperti riguardanti l'importante episodio storico del III secolo a.C. In particolare in quest'ultima campagna i subacquei hanno recuperato 15 elmi del tipo Montefortino, 20 paragnatidi, le protezioni per le guance e il viso dei soldati a corredo degli elmi, una spada, un centinaio di monete di bronzo e per la prima volta in oltre 20 anni di ricerche 7 monete in argento. Tutti i reperti che sono stati trasferiti presso il laboratorio di primo intervento e allestito presso l'ex stabilimento Florio di Favignana e che sono già al vaglio degli archeologi della Sovrintendenza del Mare. Le attività di ricerca nel tratto di mare tra Levanzo e Favignana sono condotte da un team formato dalla Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana, dalla statunitense RPM, dalla SDS. I fondali dell'Egati, dice l'assessore beni culturali Scarpinato, si confermano ancora una volta uno scrigno prezioso di informazioni per comprendere lo scontro navale tra romani e cartaginesi. La scoperta fu di Sebastiano Tusa, continua ancora a ricevere oggi sempre più importanti, avvalorando l'istituzione dell'archeologo prematuramente scomparso nel 2019, che aveva consentito l'individuazione del teatro della battaglia che sancì il dominio dei romani sul Mediterraneo. Sono 24 i rossi ritrovati a partire dai primi anni del 2000, che sono armi di distruzione che, applicate sulla prua delle navi di guerra, consentivano lo speronamento delle navi nemiche e il conseguente affondamento.